Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo dei famosi 3 giorni al buio. Ho già fatto una pila tempo fa, ma mi è successo che alcuni committenti, alcuni clienti mi hanno contattato per chiedere, perché erano stati un po' influenzati, avevano visto qualche video, no, ed essendo di formazione di Chiesa di Stato, avevano le gambe che tremavano un po', no? E allora hanno chiesto al maretto di fare una pillola e il maretto è sempre pronto. Quando ci sono i committenti che hanno bisogno, il maretto è sempre in pista. Ma prima di iniziare, praticamente vi chiedo di iscrivervi al canale di Illegale Maretto Veneziano, se non l'avete ancora fatto, di venirci a trovare nei nostri gruppi social Face, dove metto anche dei circuiti, sperando sempre che la gente poi vada a vedere chiaramente la soluzione nei video, perché ho fatto più di 60 video in cui spiego come utilizzare i circuiti che posto regolarmente. E in più abbiamo anche nel sito Capitano. Ciao Tiziana, grazie di avermi salutato nel canale Maledetto Veneziano. In più abbiamo anche nel sito capitano.attivista.org una zona dove si possono scaricare degli ebook gratuiti in cui sono anche 4 ebook di chirologia, di lettura della linea della mano. Quello chiaramente sono tutti gratuiti. In più il vostro Maledetto Veneziano mi dice che c'è anche una zona shop dove si possono comprare dei servizi che fai legare a Maledetto Veneziano. Bene, ma adesso parliamo un po' di questi 3 giorni che una donna, la madre ha detto, fuori detto, nelle varie apparizioni, no? Questo business, queste forze che ci vogliono in un certo senso spaventare. Al di là che in alcune città il buio arriva grazie all'Ene, non c'è bisogno dei santi, di colpi, al di là che in alcune altre città il buio arriva con supposti da un 1000 chili di tritolo, no? Degli aerei, no? Allora, il discorso è molto semplice, no? Quando si riuniscono grossi gruppi di persone, no? Si creano delle forze energetiche che si chiamano egregore, no? E chi pilota queste energie può far apparire quello che vuole praticamente. Chi sa usare queste energie può fare apparire una cosa che si chiama Madonna, una donna che poi chiamano Madonna, o qualsiasi altra cosa, ma nella realtà fondamentalmente sono a livello energetico dei geni e possono fargli dire quello che vogliono. Poi è chiaro che si può prendere qualsiasi tipo di testo, no? Voi sapete che ormai c'è un brevissimo scrittore, un traduttore italiano che ha spiegato che più o meno di Bibbie al mondo ce ne sono circa 60, no? Ogni corrente un po' grossa ha la sua Bibbia fatta, rifatta, ritoccata, scritta in greco, tradotta dal latino, tradotta al greco, tradotta dall'aramaico, tradotta addirittura dall'ebraico, capite? Quindi è chiaro che poi ogni forza e corrente ci ha messo dentro i 3 giorni, ci ha messo dentro quello che a loro conveniva. Ma questi miei committenti mi dicono: "Ma ci saranno questi 3 giorni?" Allora vi ripeto, no, i 3 giorni in Libia, in Siria, in Messico, dove ogni anno muoiono dai 20 ai 60.000 cittadini e non c'è la guerra. Ci sono solamente i commandos che vanno in giro e creano distruzione per il semplice fatto che sono dei bracci armati dei servizi segreti americani, che praticamente foraggiati da queste droghe fanno un macello di queste soluzioni. Vi ricordo però che questi gruppi armati paramilitari del Messico sono guidati dai gruppi misterici. Il più grande gruppo misterico o tra i più grandi gruppi misterici, il loro leader è un leader esoterico, solo che della mano sinistra, e quello fa un macello. Quindi questi 3 giorni di buio, io ho guardato alcuni video di alcuni personaggi alcune volte, ma capite, quando l'ignoranza nel senso buono, non nel senso di denigrare qualcuno, ma nel senso di dire quella persona non ha nessun senso, non ha nessuna capacità di discernimento proprio perché non ha la possibilità di capire certe regole, certe leggi universali delle energie. E quindi questa qui chiaramente il tubo La Spinta ha avuto tantissime visualizzazioni, me ne sparava una peggio dell'altra. Intanto creava questa egregora
per fare in modo, no, che le persone avessero paura. Io ho guardato per curiosità perché un mio committente mi era dato l'indice, se l'era fatta sotto, sto parlando già di qualche tempo fa. Quindi non dovete spaventarvi per questi 3 giorni di buio. I 3 giorni di buio devono spaventarsi quando uno è attaccato alla corrente di alcune città in Italia, che ti io son stato qualche tempo fa in una città dove ogni giorno saltava 3 giorni, 3 volte di fila, mi ha mandato in pappa il computer, roba del genere. Figuratevi i supermercati con i congelatori o le case che hanno i congelatori, il danno economico. Quindi in questi 3 giorni qui di buio al mondo, no, sono solamente una chimera per indebolire a livello energetico le persone, le persone, e influiscono in un modo molto importante. Pensate, qualche anno fa c'è stato un pseudo-veggente, no, un esoterico che aveva cavalcato l'onda. Si sono filmati anche sul tubo, adesso è andato in galera, no, almeno gli ultimi filmati che ho visto di questo tizio, e praticamente mi vedeva questo soggetto che chiamava Madonna. Si era fatto dare un sacco di soldi per restaurare una chiesetta, questi soldi poi erano spariti ed era sparito anche lui dopo qualche anno, no, lui aveva queste visioni mariane, adesso sì, lo vedeva solo lui, questa, solo che si era fatto un seguito. Cosa è successo? Non contento di aver fatto questa cosa qua, no, ha proseguito con solamente alcune famiglie ricche. Diceva: "Bisogna costruire in giro per il mondo 5 o 6 crocifissi", no, e le persone continuavano, questi ricchi insomma erano soggiogati, no. I familiari di questi ricchi si erano, come si, allarmati, avevano chiamato le forze dell'ordine per fermarlo, perché questo qui stava prosciugando, perché questi si erano messi in mente che bastava un crocifisso in giro per il pianeta per fermare la guerra mondiale. Morale della favola, questo qui a un certo punto ha smesso, è diventato uno che faceva, come si suol dire, robe di cinema, robe del genere più o meno, no, ha cambiato sesso e alla fine è andato in galera perché l'hanno arrestato per truffa. Capite, cari miei? Sì, abbiamo vissuto in questo marasma di persone che si sono fatte foraggiare da queste fantasie, no, da queste cose qua. Non metto in dubbio che questa persona vedesse queste entità, proprio perché magari era invaso ed era, come si suol dire, fagocitato da queste entità, ma sono entità, capite? E figuratevi tutte quelle signore anziane che andavano col rosario a seguirlo, 5, 6 anni, questo qui ha fatto un macello. Quelle persone lì hanno vissuto i 3 giorni di buio mentale, no, quindi a tutti quelli che seguono il Marietto, tutti quelli che vedono e vedono questi video, perché questi video son visti da tantissime persone, io mi stupisco come le persone nel 2020 credono ancora che il Padre Eterno ha bisogno di spegnere la luce al mondo per farlo ragionare. Cioè, capite che non ci siamo. I 3 giorni al buio stanno vedendo in Libia quando gli arrivano giù bombardamenti, o in Siria quando gli arrivano giù bombardamenti, o in Messico. Solo per dire 3 posti, che chiaramente ce ne sono tantissimi altri di posti, o alcune, tribù o, mongole che sono in Cina, Ciao, scusa. Queste persone vedono regolarmente i 3 giorni del buio, ma tutti i giorni lo vedono, no, quindi cari amici, non fatevi spaventare da queste personaggi che giocano sul loro ego, sulla loro, tra virgolette, "mancanza di conoscenza" per alimentare questi queste dicerie, questi egregori, perché alla fine poi effettivamente l'energia gliela date a questa egregora che poi viene usata da questi soggetti per manipolarci. C'è la Madonna Medjugorje, non so neanche come si chiama, che regolarmente escono dei veggenti che la Madonna dice di qua, la Madonna dice di là. Ma scusate signori, ma bisogna essere cadute piccoline da Sigionone per pensare che il Padre Eterno abbia bisogno di una che deve prendere il posto del Cristo. Capite? Perché quando si parla di Cristo si parla del Cristo interiore, della luce interiore che uno deve avere per ritornare alla terra. Bene cari amici, il marietto finisce qui e tutti quelli che credono ai 3 giorni al buio, il buio avviene se non pagate l'Enel o la bolletta corrente. Il resto bisogna essere caduti a seggioloni piccolini verso 6.000 per credere che queste egregore riusciranno a far diventare buio il mondo. Certamente quei posti dove ci sono dei bombardamenti,
dove chiaramente son sotto minacce di bombe, no, lì sì che effettivamente il buio arriva, ma arriva tramite i jet, no, e buttano giù bombe di fosforo bianco, di tutto e di più. Quindi cari amici, il maretto finito, vi ringrazio per avermi seguito e mi raccomando iscrivetevi al canale di Illegale Magnetto Veneziana, se vi scappa anche un super like, non fa male a nessuno.